Nello spazio verde di via Torre Belfredo a Mestre, l'angolo dedicato ai bimbi al parco giochi dell'ex Castelletto trasformato nel regno del degrado più assoluto. Sono le 12:45 di oggi quando scopriamo quel che resta di tracce di siringhe usate, con bustine di plastica contenenti rimasugli di droga lasciate da spacciatori o chissà da chi. Brutta gente un po' dappertutto a Mestre ormai, per quello comunque. Cosa fare per rendere questi parchi più sicuri, più sorvegliati? Sorveglianza soprattutto, che qui sorveglianza zero. Il qui si trova proprio a 2 passi dal municipio e accanto al noto liceo privato Mestrino, zona in balia di delinquenti ma anche di bulli che si divertono a devastare anche le abitazioni circostanti al parco con gravi atti vandalici, tra cui tentati incendi, denuncia questo residente. Perché l'altro giorno dei ragazzini avevano preso dei pezzi di carta e li volevano buttare dentro gli appartamenti. Hanno demolito anche parte del muro e con questi sassi volevano colpire i lampioni. Insomma, ogni giorno ce n'è una. Parchi sicuri, il parco di Piraghetto, com'è secondo lei? Basta che lei guardi quanti extracomunitari lo bazzicano e si capisce già che non è granché sicuro. Di giorno si può passare tranquillamente a suo avviso? Io direi di sì, perché c'è anche la polizia che ogni tanto passa, insomma. Contro il degrado nei parchi, in centro città, solo una trentina su 500 famiglie coinvolte, quelle che si erano dette favorevoli alla sorveglianza privata autotassandosi. Una guardia giurata o due che giravano un paio di ore al giorno e l'esborso era di 5 euro al mese, ma molto probabilmente piuttosto che tirar fuori una piccola somma ci teniamo il degrado. Da qui l'idea di far leva sulla cultura contro criminalità, incuria e abbandono, con i concerti al parco completamente gratuiti. La prima soirée giovedì prossimo, 18 maggio. Dalle 18 alle 19 e sarà un quintetto Pisani e ci saranno musiche di Rossini e di Verdi. Questo sarà un primo appuntamento, ce ne sarà un altro a maggio, sempre di giovedì, e altri 4 appuntamenti nel mese di giugno.